Morello, tiro e rete. Ha segnato Morello su calcio di punizione al 32esimo minuto di gioco, su calcio di punizione battuto lateralmente corto da Sassanelli, ma cogliendo in pieno Rambotti. C'è un tiro di Baldi, ha tirato Baldi ed ha pareggiato al 39esimo, ha pareggiato Baldi come già successe ad Arezzo, portando sull'1-1 l'Arezzo. Imborgia il libero sulla sinistra, Pavese preferisce appoggiare in profondità per Picatrè anticipato, e Colusso a ricevere il pallone, ad andarsene con una bella finta su Gambini. Per fortuna il pallone viene controllato dai difensori aretini ed è Tarquini, palla al piede, a tentare un'azione di contropiede. Riprende il Matera e Zanin ad Carella da Raffaele. Carella affonda, entra in area, traversone, tiro e sfiorato il palo in una ennesima occasione di attacco dei biancoazzurri. 15esimo calcio dalla bandierina, ancora Sassanelli, Imborgia, ferma Carella e rete, ha segnato ferma Carella e rete, ha segnato Raffaele dopo un colpo di testa di Imborgia. Dopo un colpo di testa di Imborgia, dicevo, c'è stata una giravolta di Carella che in un modo addirittura imprevedibile ha servito Raffaele, che ha battuto il tanto sospirato gol del vantaggio. È stato Raffaele che a mettere a segno la sua 7ª rete di questo campionato su servizio di Carella. Salvadori, esploso di nuovo il tifo. Giannattasio, fallo laterale per l'Aretino. Baldi batte Casiraghi, lungo per Carella, interviene Giuliani e immediatamente riproposta l'azione. Regola del vantaggio dopo il fallo di mani volontario di Raffaele. Interviene Raffaele e toglie il pallone a Zanin. Fallo laterale battuto già da Rambotti. De Canio fuori.